io qua tutto documentato, gliel'ho detto prima, il CGA 7 anni dopo fa le stesse mie tabelle, ma non è che ci voleva un fisico nucleare con 110 lode, come che io non voglio assolutamente prendere i curricula vita, bastava fare la riduzione proporzionale come il bando prevedeva. Certo. Bastava applicare il bando, non è stato possibile perché questa persona doveva insistere perché quello che dice lui è legge. Purtroppo non tutte le ciambelle riescono col buco. Allora, devo dire tutte le magagne di questo concorso? I calcoli sono stati tutti travisati. Era un concorso per dirigente tecnico fisico. Bravo, ai dirigenti l'hanno messo i funzionari. Lo stesso concorso, perché sono per fisici, per ingegneri, per eccetera eccetera, sì. Alcuni, 3 sono dirigenti perché giustamente si sono dimenticati di andare a fare il ricorso in Cassazione per 3 persone, per tutti gli altri funzionari. Stesso concorso, attenzione, quindi 3 dirigenti, tutti gli altri funzionari. Per questi discorsi dei calcoli, alcuni, siccome il CGA ha detto di rifarli, alcuni sono stati pure licenziati, perché praticamente non entravano più nella quota delle riserve. Certo. Quindi, se avessero ascoltato questa lettera, poi ci sono state interrogazioni parlamentari, è stata fatta un'interpretazione autentica della legge. Insomma, sia in fatto, non esiste il certificato perché non è producibile e il CGA è assente, per lui non si pone il problema perché non è stato mai oggetto del giudizio, che il certificato non esiste, non è stato, seppur io ho presentato. Non è vero, signor giudice, io ho presentato sempre in ogni giudizio il certificato che non potevo produrre il certificato e non è stato mai diciamo, considerato questo fatto. Mimmo, tu oggi hai 3 figli di età? Uno ce n'ha 12, uno 11 e l'altro 5 anni. Sor Carla, c'è bisogno davvero di educazione sentendo queste situazioni così assurde, anche di buonsenso, perché potrebbe darsi, facciamo appello in questo contesto, in questo periodo particolare, a tutti coloro, agli uomini di buona volontà che si trovano, sia essi di destra, di sinistra, di centro, a risolvere davvero un caso così eclatante e così anomalo. Cioè si perde un posto di lavoro per un certificato che non esiste. Speriamo che l'appello, anche la richiesta che ci ha fatto l'amico Mimmo Ficarra, che questa situazione così assurda possa essere oggetto di attenzione da parte dei media nazionali. Noi nel nostro modo di fare informazione al servizio della gente stiamo dando adeguato risalto ad una situazione davvero assurda ed anomala. Ed è ulteriormente assurdo, scusate la cacofonia, che Mimmo Ficarra debba minacciare attraverso un servizio televisivo intraprenderò lo sciopero della fame, oppure mi andrò a mettere sulla torre numero 15 all'Anici di Gela per attenzionare, avere l'attenzione da parte dei media su una situazione assurda, cioè a chi devo rivolgermi per avere giustizia, per avere un posto di lavoro, un padre di famiglia che viene licenziato, estromesso dopo 3 anni perché gli viene richiesto qualcosa che non è producibile, perché non esiste. Onestamente dal punto di vista, visto che siamo in tema cristiano, e visto che praticamente ognuno ha paura, tra virgolette, a prendersi le proprie responsabilità, perché ormai tutti hanno capito l'assurdità della situazione, compreso il CGA, perché il CGA purtroppo è formato da giudici togati, cioè quelli che hanno fatto il regolare concorso e vengono dal Consiglio di Stato, e poi per un terzo vengono nominate dalla stessa amministrazione. Cioè è la Juventus che si nomina, la Juventus, l'Inter per par condicio, che si nomina l'arbitro, quindi qualche cosa che non va, evidentemente. L'appello che hai voluto fare, Mimmo? No, ma io sono andato dal Presidente della Regione, perché questa situazione la può sbloccare semplicemente il Presidente della Regione, che mi ha ricevuto... In che modo? Con un proprio decreto. Con un proprio decreto. E noi facciamo appello perché il Presidente della Regione sa di questa vicenda, sanno anche diverse forze politiche, perché sono state presentate delle interrogazioni parlamentari, di risolvere questa assurda vicenda per dare un posto di lavoro ad un padre di famiglia. Chiudiamo un attimo questa parentesi e ritorniamo a quel discorso iniziale. La Chiesa oggi ci chiede di scendere tutti in campo. In che modo, Sor Carla?
Ma ci chiede di scendere tutti in campo perché intanto la Chiesa per questo prossimo decennio, dal 2010 al 2020, ha dato a tutte le comunità ecclesiali l'impegno di educare alla vita buona del Vangelo, quindi in qualche modo ha messo i giovani al centro della sua attenzione e quindi anche della sua azione pastorale. Proprio perché la Chiesa punta gli occhi sui giovani, noi per Carisma Salesiano siamo figli di Don Bosco, non possiamo esimerci da questo impegno. Per cui in un documento appunto della Conferenza Episcopale Italiana dove si tracciano le linee di questo cammino decennale, si parla appunto dell'oratorio, no? L'oratorio come il luogo dove si esprime la passione educativa della Chiesa. E abbiamo fatto la stessa cosa anche noi lì a Mazzarino, abbiamo un oratorio bellissimo, abbiamo voluto aprire le porte a tutti i giovani. A noi, faccio una parentesi così un po' mi collego a quello che diceva l'amico Mimmo, non guardiamo colore, non guardiamo niente, noi guardiamo i giovani e basta. È la missione, la vostra missione educativa. Questo ci permette di aprire le porte a chiunque vuole occuparsi di giovani e vuole venire a lavorare da noi. Ma per rendere un servizio sempre più di qualità ai nostri ragazzi abbiamo pensato in qualche modo di riqualificare la nostra struttura. Già i ragazzi giocano nel nostro cortile, facendosi anche male ogni tanto, allora pensavamo, ai giovani bisogna dare il massimo. Ricordiamo che alla fine del 1800 Don Bosco fece la tipografia migliore di tutta Italia, sì, per aiutare i ragazzi. È il patrono dei tipografi, Don Bosco. Quindi ai giovani si dà il meglio, non si dà lo scarto, si dà il meglio. Questo dovrebbe facciamo vedere, regia, quel manifesto, perché proprio si subentra in questo discorso, proprio per migliorare, per dare il meglio. È partita quell'iniziativa, scendi in campo anche tu, una sottoscrizione popolare per fare cosa, Sor Carla? Per realizzare nel cortile dell'oratorio un campetto in erba sintetica che possa dare ai giovani la gratificazione di giocare in un campo di calcio vero. Tutto questo grazie anche a Don Franco Solarino, poco fa tu lo accennavi, un salesiano che a Mazzarino veramente ha lavorato tantissimo, quasi tutti i mazzarinesi sono ex allievi di Don Franco Solarino, e quindi in memoria sua vogliamo sì continuare questa opera educativa di Don Bosco, di Don Franco, di tutti i salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice, ma offrendo un prodotto migliore. Proprio per questo abbiamo aperto questa sottoscrizione popolare dove chiediamo a tutti di impegnarsi a collaborare. In che modo? Tu sei di Mazzarino, sai che la nostra opera è totalmente gratuita, sì, a favore della città, quindi vogliamo questo aiuto, questa collaborazione. In che modo le persone possono intervenire sottoscrivendo questa petizione popolare per contribuire? Possono venire e quindi o dare il loro contributo economico, noi accettiamo tutto, non abbiamo fissato nessuna cifra, nessuna somma, abbiamo detto un po' con tutti i collaboratori, non andiamo a chiedere casa per casa, negozio per negozio, perché non ci sembra questo lo stile per in qualche modo incrementare la generosità. Chi è generoso lo fa indipendentemente. Certo. Quindi stiamo facendo questa sottoscrizione popolare, chi vuole può dare il suo contributo all'oratorio o venendo personalmente proprio all'oratorio salesiano di Mazzarino, oppure attraverso un conto che abbiamo aperto appositamente per il campo, dove possono convogliare gli aiuti economici da parte di tutti. Il campo è dei giovani, il campo è della città, lo sottolineo perché le suore non abbiamo bisogno di un campo di calcio. Oltretutto le suore siamo anche di passaggio nei luoghi dove andiamo, stiamo 1, 2, 3 anni, 5 anni, sì, non ci porteremo dietro nessun pezzo di campo, quindi lo facciamo per i giovani di Mazzarino, per la città, perché lo dico sempre, per me l'oratorio è un bene pubblico, è un bene della città e quindi riconsegniamo l'oratorio migliorato ai ragazzi di Mazzarino. L'oratorio è un bene per la città, quindi qual è, Sor Carla, la valenza educativa dell'oratorio oggi? Ma l'oratorio, lo dice anche il documento dei vescovi, oltre che esprimere questa passione educativa della Chiesa, l'oratorio è il luogo dove il ragazzo, attraverso delle esperienze formative belle, anche alte, di grande spessore,
può crescere come uomo, come donna e per noi, che siamo comunque figli di Don Bosco, come cristiano. Oggi abbiamo bisogno di aiutare i ragazzi a diventare quello che sono, cioè uomini di oggi, donne di oggi e uomini e donne del domani. L'oratorio attraverso le esperienze di solidarietà, ma anche di gioco nella lealtà, di volontariato, facciamo anche recupero scolastico perché la dimensione culturale è un elemento portante anche dell'oratorio. Attraverso queste attività vogliamo offrire delle esperienze formative. E offrire delle esperienze formative necessarie, fondamentali. Tu sei stata nominata direttrice a Mazzarino da un anno. Come hai trovato questa città? Come l'hai trovata? Beh, è una città bella. I mazzarinesi sono anche delle persone molto generose, molto collaborative, almeno noi siamo solo 3 suore lì che operiamo, ma riusciamo a svolgere un'attività che veramente è significativa grazie alla collaborazione di tanti. Quindi devo dire che i mazzarinesi sono molto generosi, non solo a livello economico, ma soprattutto nel mettere a disposizione tempo e risorse umane. Certo, alla collaborazione non c'è mai fine, quindi noi ci aspettiamo sempre più un incremento di disponibilità, soprattutto da parte dei genitori, che dovrebbero comprendere che l'oratorio non è mai un parcheggio, ma è un luogo educativo dove genitori e figli possono crescere insieme. Un centro di servizi educativi, cosa significa? Che stiamo cercando di rendere l'oratorio una rete di servizi per la città. Vorremmo, proprio perché l'oratorio è un bene pubblico, l'oratorio è questo abbraccio spalancato della Chiesa alla città, ai giovani, per cui vorremmo offrire tutta una serie di servizi che vanno sì dal recupero scolastico, dalle attività di tempo libero, ma anche dando ospitalità alle forze migliori della società, cioè a tutti coloro che vogliono mettersi a servizio della città. A noi non interessa se si ispirano al carisma salesiano, al carisma, non ci importa. Qui parliamo di giovani, quando si parla di giovani non possiamo parlare di recinti, non possiamo parlare di colore, i giovani sono i giovani e li dobbiamo guardare in faccia e per loro dare la vita. Questo significa collaborare, non ci sono i miei giovani, i giovani di quel gruppo, i giovani di quell'oratorio, i giovani, non importa, i giovani sono i giovani e per loro tutti diamo la vita. Guardare l'obiettivo, non guardare. Diceva una volta in un biglietto c'era scritto che l'amore non è guardarsi negli occhi, ma guardare insieme verso un obiettivo. Guardare insieme verso un obiettivo, e questo consente di uscire fuori da una logica di contrapposizione, che porti al dialogo, che porti a costruire le strutture fondamentali per far vivere bene i giovani, una società, una comunità. Nella nostra società si ragiona un po', lo dicevo poc'anzi, per out e out, o con me o contro di me, o così o colì, o così, insomma, out e out. Penso che in una democrazia, in una convivenza e soprattutto quando si hanno degli obiettivi forti bisogna ragionare et. Diceva una persona a me molto cara, tra il colore nero e il colore bianco ci sono tante sfumature. Allora, se noi vogliamo rendere questa società migliore, in particolare educare i giovani, non possiamo solo utilizzare il bianco o il nero, ma usare tutti i colori, tutte le sfumature di colore, perché insieme si può lavorare meglio, insieme si può raggiungere lo scopo. Non è il momento di essere frammentati. E infatti più volte si cerca di creare una unione all'interno della Chiesa, all'interno anche della stessa famiglia salesiana, perché parlare diverse voci porta ad una inevitabile frammentazione ed è quello che oggi la società non richiede, una frammentazione, chiede invece un messaggio chiaro. Uno dei difetti, ne parlavamo durante il viaggio, della famiglia salesiana è la comunicazione.